Una taglia sui vandali dei rifiuti, nessuna ricompensa se non quella morale di aver fatto il proprio dovere di cittadini. Il Comune di Venezia apre la stagione di caccia contro gli autori di scene come questa, o come questa, o come quest'altra ancora. Scene tratte dall'angolo dei cassonetti di via Ca' Marcello, uno spettacolo infame che ha costretto Ca' Farsetti a ordinare una pulizia straordinaria, un costo che pagano tutti per colpa di pochi. Adesso però il comune dà il via al malfattore watching, chi vede gli imbrattatori delle strade li osservi bene, li fotografi, annoti il numero di targa e invii le segnalazioni a Iris, la piattaforma sulla qualità urbana attiva 24 ore su 24 sul sito del comune, o in orario d'ufficio chiami il numero di telefono 041 27 48 364 oppure 041 27 49 465. Insomma, Ca' Farsetti dichiara guerra ai vandali dei rifiuti, per loro tolleranza zero. Intanto il Comune di Venezia porta avanti un'altra battaglia legata all'ambiente, quella contro l'ampliamento dell'impianto di rifiuti speciali e pericolosi di Marghera. Domani i giudici amministrativi del TAR discuteranno il ricorso contro la delibera della giunta regionale che autorizzava l'impianto a bruciare 180.000 tonnellate di rifiuti annui al posto delle attuali 100.000 e ad aumentare la tipologia di rifiuti da smaltire da 20 a 70 tipi. Nella prima Camera di Consiglio i giudici, in attesa di entrare nel merito del ricorso, dovranno decidere se concedere la sospensione dell'autorizzazione che la Giunta regionale aveva dato tenendo conto del parere favorevole dato dalla Commissione per la valutazione di impatto ambientale. Commissione finita nel mirino di Legambiente che proprio oggi ha presentato un dossier sul via e sui suoi 17 membri, 9 interni, un presidente e 7 esterni. Troppi per gli ambientalisti che adesso hanno firmato un esposto alla Corte dei Conti. Sì, presenteremo questo esposto alla Corte dei Conti per danno erariale rispetto al lavoro fatto dall'Osservatorio Ambiente e Legalità di Venezia. Abbiamo riscontrato diverse disfunzioni della Commissione VIA, una delle quali è quella dei componenti esterni che compongono la Commissione VIA in aggiunta ai componenti nominati. Secondo noi c'è un ampliamento, come dire, delle competenze che non dovrebbe essere utile e quindi chiediamo alla Corte dei Conti di verificare questa disfunzione.